E rieccoci, allora oggi è una puntata un po' leggera, stiamo parlando di matrimonio, così per alleggerirvi la giornata, oggi prima giornata d'estate, un disastro, pioggia, chissà se sarà così. Perlomeno parliamo di cose belle, dai. Ecco. No, dicevamo Tatiana, è importantissimo il piano B. Sì, il piano B per quando piove per le spose. Certo. Sposare Perché, un altro. Ecco, Sposare un altro, quello è il piano B classico. Sì, diciamo che è un po' inutile cercare di organizzare, pianificare un meraviglioso matrimonio all'aperto, se poi piove cosa fai? Quindi ci deve sempre essere il piano B, quindi un luogo all'interno, una tensostruttura, un posto, la location, la sala, il salone all'interno del quale portare tutti i tuoi ospiti. Allora, c'è una telefonata, pronto? No. Pronto? Pronto, sono Ignazio La Russa, il ministro della difesa. Ma ministro, buongiorno, ma quale onore, ma come mai il nostro studio di ore 12? Seguivo la trasmissione e non potevo sottrarmi dal chiamare per essere partecipe attivamente alla vostra trasmissione. Beh, insomma, e allora che cosa ne pensa del matrimonio e di quello che stiamo dicendo sull'organizzazione? Il governo, in quanto al matrimonio, sta reintroducendo una vecchia norma boleta per la quale io, ministro della difesa, controllerò personalmente la fertilità della sposa la sera prima del matrimonio. Proprio personalmente. Ma no, ministro, ma non si fa, ma non si può fare questa legge, mi scusi, No, stiamo adesso qualche piccola passaggio in Parlamento, insomma, sarà questione di pochi io penso giorni. che faranno un referendum e che l'abrogheranno. Ma insomma, ma lei come ha vissuto il suo matrimonio? Come ha organizzato lei la sua festa di matrimonio? Io mi sono sposato con le fregge tricolore sopra la testa che sfrecciavano sopra i capelli degli invitati. Dentro in chiesa non c'era l'organo che suonava, ma una vecchia mitragliatrice Brera del 45. Ma doveva ministro, sentire che ma è musica. pericoloso! Ma come ha fatto a fare una cosa del genere? Ma c'è stato qualche morto? 5 morti e 7 feriti. E tutto sommato è andata anche bene. Va bene, d'accordo, allora noi aspettiamo l'evolversi insomma, di questa legge, ma lei è proprio sicuro che proverà? Certo, ci sono vari commi dentro questo disegno di legge per nel quale esempio, bisogna il ministro della difesa deve anche accettarsi che entrambi gli sposi siano di sesso diverso e non ci siano travestimenti o simili, che non ci vogliamo mica trovare come la Spagna, insomma, ha capito? Poi sì, si va in sappiamo la sua crisi. posizione, insomma, avversa per i matrimoni omosessuali, ma insomma dai, non mi sembra il caso insomma, di fare questi tipi di controlli. No, dei piccoli squadristi, gruppi squadristi, giusto un Va assaggino. bene, noi la ringraziamo per questo suo intervento. Grazie Ci a fa voi. piacere che ci segua a ore 12. Certo, ovviamente auguri e figli maschi. Giustamente, la saluto, arrivederci. Arrivederci, grazie. Vabbè, era Alessio Trentini, insomma, un imitatore molto bravo. La settimana scorsa ci ha fatto Gentilini e oggi ci ha fatto il ministro La Russa. Vabbè, insomma, torniamo a noi. Nando, torniamo al discorso acconciatura che dicevamo.